Oggi vi presento i taralli siciliani. Sono dei morbidi biscotti aromatizzati al limone o all'arancia con una golosa glassatura in superficie. Prepararli è davvero semplice, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo! In una ciotola inseriamo la farina, lo zucchero, l'ammoniaca e il sale. E diamo una mescolata. Ora inseriamo lo strutto e incominciamo a lavorare al composto con le mani. Dobbiamo ottenere una consistenza sabbiosa, in questo modo. Ora possiamo inserire i liquidi, quindi aggiungiamo le uova, il latte, e l'estratto di vaniglia. E per finire la scorza di un limone biologico. E ora non ci resta che impastare. Dobbiamo ottenere un panetto liscio e compatto. Ora con la pasta dobbiamo formare un filone, che poi andremo a tagliare a tocchetti, più o meno di questa dimensione. Ora ogni tocchetto di pasta andrà steso in questo modo. Poi lo ripieghiamo e lo intrecciamo. E sigilliamo le due estremità. E adesso il primo tarallo è pronto. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutti gli altri. Trasferiamo infine i taralli in una leccarda e li inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo che i taralli cuociono nel forno, prepariamo la glassa. Nello zucchero a velo inseriamo il succo di limone e l'acqua e con una frusta mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio. La nostra glassa è pronta, la mettiamo da parte. Una volta sfornati non ci resta che glassarli. Li trasferiamo in una reticola e li lasciamo asciugare. Quando si saranno asciugati li ripassiamo una seconda volta nella glassa. Li mettiamo nuovamente ad asciugare, dopodiché sono pronti per essere serviti. E adesso i taralli siciliani sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.